parliamo di acqua inquinata da PFAS. Che cosa sono i PFAS e che cosa è successo? I PFAS sono un agente inquinante che è stato rilevato nel 2013 dopo uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche all'interno delle acque del nostro territorio. L'area contaminata si estende tra le province di Verona, Vicenza e Padova per un totale di 180 km quadrati e 300.000 abitanti coinvolti. I PFAS vengono utilizzati nei metodi produttivi per rendere impermeabili dall'acqua i prodotti e quindi tessuti, ma anche pentole e altre tipologie di elementi. Che cosa si è fatto finora e che cosa ancora si deve fare? Ad oggi si è fatto poco per il disinquinamento dei territori da questo grave inquinante, nel senso che al di là della filtrazione subito attivata dagli enti gestori e poi dal controllo con lo screening sanitario da parte della Regione Veneto su ovviamente la salute dei cittadini e quindi la presenza nel nostro corpo di questi PFAS, piuttosto che l'indagine sugli alimenti che ancora sono in corso e che ci porteranno dei risultati speriamo concreti e definitivi su questo problema, oggi non abbiamo ancora una normazione complessiva per quanto riguarda il limite di questi inquinanti nelle acque. Va fatto urgentemente ed è questo che chiediamo con questo progetto inquinamento inquina meno, anzi in realtà a tutti i cittadini, perché è bene che si sappia che l'introduzione dei limiti nazionali ed europei dipende anche da una mobilitazione da parte nostra per chiedere con forza che si tolgano questi inquinanti dalle acque. Per chi invece volesse informarsi di più o sapere qualcosa di più, c'è un sito, c'è un... Sì, potete trovare l'infografica all'interno del nostro sito globalshapersvenice.org, c'è l'infografica completa da scaricare con i 10 punti riassunti, 10 punti chiave sull'inquinamento da PFAS e che cosa ci auspichiamo, e dopodiché anche nel sito di Legambiente potete trovare ulteriore materiale di approfondimento.